Risale al 1288 la prima attestazione dell'antica pieve di San Nicolò di Lutrano, che si estendeva sulle località di Ponte, Bornia, Borniola e Saccon. Nel corso del XIX secolo l'antico edificio medievale fu sostituito dall'attuale, ampliato nel 1913 su progetto dell'architetto Vincenzo Rinaldo con le 2 navate laterali. Dopo i danni della Grande Guerra, il campanile fu ricostruito in stile neoromanico su progetto di Luigi Candiani. Dietro all'altare maggiore risalta la pala del santo titolare, realizzata da Paolo De Lorenzi da Soligo, autore anche della Madonna in Gloria dell'altare laterale destro. Sopra l'altare sinistro, che contiene la pala della Cena di Emmaus di Elio Casagrande, si possono ammirare gli angeli adoranti di Marco Casagrande, che incrociano le mani giunte sul petto in un gesto di ineffabile adorazione. Le pareti del coro sono ornate da 4 tele settecentesche attribuite al pittore bellunese Antonio Lazzarini, mentre la Via Crucis, dipinta ad olio, è pregevole opera del pittore ungherese Duilio Corompai, abile interprete della tradizione veneziana del Settecento. Citata addirittura nel 1185 nella bolla di Papa Lucio III tra le pertinenze del vescovo di Belluno alle dipendenze del convento di Santa Maria Maddalena di Oderzo, la chiesetta di Santa Maria del Palù sorge nell'antica località di Saccon. A partire dal 1548 la chiesa di Santa Maria fu ceduta alla pieve di Lutrano e lasciata alle cure degli abitanti della zona. Nel 1665 fu chiusa al culto, ma rimase la piccola fonte perenne che sgorga di sotto l'altare, ritenuta miracolosa per le affezioni agli occhi e come viatico per raddolcire il trapasso ai moribondi. La chiesetta conserva viva e fiorente la tradizionale fede con cui la gente della zona invoca le grazie celesti e attinge con devozione alla fontanina l'acqua miracolosa.